questo passaggio epocale che stiamo vivendo. Io credo che sia un passaggio appunto che afferisce non la necessità, come dire, di superare una crisi contingente, ma che riguardi, come dire, una crisi strutturale di un sistema, e quindi di affrontare, no, un passaggio che possiamo definire di paradigma, un cambiamento quindi radicale che non si può limitare, come dire, a cambiare delle politiche, ma implica anche un cambiamento dei nostri comportamenti, del nostro modo di essere. Quindi se posso, come dire, cercare di inquadrare il discorso poi in una questione, come dire, che ci consente poi di relazionarci poi con gli altri gruppi e di provare a trarne anche, come dire, delle conclusioni di carattere generale. Quindi non mi fermerei. A proposito, sta funzionando questo? Sì. Sì. Quindi niente, direi appunto di iniziare con gli interventi. Diamo la possibilità magari di fare un giro, comunque dalla possibilità di quelli che fanno parte del gruppo di lavoro di dire il motivo per cui si sono iscritti a questo gruppo di lavoro, e quindi così anche ci possiamo conoscere. Io direi quindi di intervenire presentandosi per nome e cognome e dando eventualmente l'indicazione del gruppo del comitato dell'associazione in cui prestano la loro opera. Prego. Chi vuole intervenire per primo? Va bene, facciamo un giro di presentazione allora intanto. Vuoi iniziare tu, Sergio? Sì, io sono Sergio Passadori, vengo da Rovigo, mi occupo di un comitato, di una proposta nuova politica che si chiama Rovigo Bene Comune. Stiamo cercando di presentare qualche cosa di diverso e che parta dal basso alla città di Rovigo, perché ne ha particolarmente bisogno. Mi trovo qui al gruppo Acqua perché volevo partecipare al gruppo Terra, ma c'era troppa gente. Ho visto che Acqua era un po' più spazio. C'era più spazio. Prego. Mi chiamo Giovanna, vengo da Vittorio Veneto, faccio parte del comitato Ambiente e Salute del Vittoriese. Siamo venuti in 4, quindi ci siamo divisi i compiti. Quello che mi viene subito da dire è che è emergenza salute e mi auguro che da questo incontro nascano iniziative. Allora, Alessandro De Zanche, io sono un ingegnere idraulico e faccio anche parte di un gruppo che si chiama Wigwam, che opera nella Sicilia, nella zona di Pieve di Sacco. In particolare questo gruppo Wigwam ha una sezione di professionisti come me, ingegneri forestali, agronomi, che si occupano, che danno proposte, supporto tecnico fondamentalmente per proposte ad amministratori, ad altri partecipanti alla rete, e che vuole stare molto sul concreto e evitare un po' i principi che sono purtroppo difficilmente attuabili. Passo la mano. Scusa? Io sono Anna di Padova dei Beati e sono qui al gruppo Acqua perché sono molto sensibile al problema. Seguo molto i radio sia Don Albino sia l'altra radio locale che è Radio Gamma, che lavorano molto bene. E vorrei avere delle proposte anche per poter fare rete con altre persone. Grazie. Egidio Bizzotto, sono parte del comitato no gassificatore di Cassola. C'è stata una proposta di un impianto di un inceneritore in pratica che abbiamo cercato di fermare, che abbiamo fermato, però poi il problema si è spostato sulla protezione dell'acqua, perché già c'è in progetto di costruzione una ditta per il trattamento dei rifiuti che rischia di inquinare la presa d'acqua del pozzo di San Lorenzo a nord di Rossano. Quindi il nostro obiettivo si è spostato per controllare un po' il territorio per quel che riguarda gli approvvigionamenti d'acqua e la salvaguardia della falda in quel punto, insomma. Questo è il motivo per cui mi sono iscritto a questo gruppo. Io sono Lucia Ruffato del comitato bellunese Acqua Bene Comune. Noi siamo stati un comitato che è nato con il referendum, ma anche su altre tematiche che sono appunto anche la gestione dell'acqua, tutto il ciclo dell'acqua e anche i fiumi, e quindi in questo periodo qua noi siamo particolarmente impegnati sul fronte dello sfruttamento energetico dei fiumi, che però è una parte del problema che
come dire, a 360, lo sfruttamento dell'acqua che non è più vista come un bene che possiamo usare ma con rispetto, ma diventa una cosa che deve servire solo a fare i soldi, tutto il resto passa in secondo piano. Poi mi sembra il tema che lega anche tutto il resto. Allora, Luca Cicchi, Comitato Veronese Acqua Bene Comune. Noi siamo nati un po' prima, forse Lucia si è dimenticata della proposta di legge di iniziativa popolare del 2006, siamo nati proprio perché abbiamo capito che l'acqua è un bene comune e che quindi non deve essere usata per far profitto. Da lì sono nate tutta una serie di iniziative che spaziano un po' che sono andate anche a fare delle iniziative a livello regionale, parlando di come l'Europa si sta muovendo per mercificare il bene comune acqua, che non è un problema solo qui, ma è un problema che si sta diffondendo a livello mondiale. Ecco, mi fermo qua perché sennò è troppo lungo. Io sono Amelio Anzeliero del Comitato Acqua Bene Comune Brenta Alta Padovana, quindi diciamo che sono nelle stesse condizioni dell'amico che ha parlato un momento fa. Noi lavoriamo appunto verso la popolazione, poi verso i comuni, per la ripubblicizzazione dell'acqua e facendo capo, diciamo in qualche modo, ai comuni dell'area etera che sono appunto serviti da questa società. Sono Giordano Fabrizio, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro, praticamente Mestre, e siamo nati dopo i grandi eventi del 2006 e 2007, ecco, tanto per dire, rappresentiamo un po' Mestre. Mestre è stata allagata con 6.500 famiglie che sono andate sotto acqua e con 40 milioni di danni, cioè buttati via, praticamente un impianto idrovolo che ci siamo buttati via, ecco. E io da quel momento là, anzi già da prima eravamo allagati, mi sono messo in questa, diciamo, avventura per far capire, sensibilizzare e parlando, non facendo la protesta e poi che finisce dopo una settimana, ecco, e siamo ancora che resistiamo e anzi devo dire che partecipo quest'anno, va bene, e voi sapete che il 14 di dicembre ci saranno le elezioni per i nuovi rappresentanti dei consorzi. Noi, è importante, noi vogliamo entrare perché, e in questo caso parlo del Consorzio Acque Risorgive, che sapete da pochi anni si è riunito perché ci sono stati accorpamenti, questo è importante dirlo perché la popolazione lo sappia, e da 22 sono diventati 10, si sono riuniti per esempio il vecchio Desesile con il vecchio Medio Brenta, si sono riuniti in Acque Risorgive. Tanto per fare un esempio, la popolazione al di fuori di quello che possono essere aziende agricole o gli agricoltori non sanno neanche dove andare a votare. Dobbiamo riprenderci anche questo tipo di, diciamo, di gestione. Perché allora, entrando in merito, dico che il 14 dicembre interessiamoci e vediamo anche nella nostra zona chi è possibile eleggere, di conoscere un possibile nostro. Ecco, perché vi faccio l'esempio, nel 2009 le precedenti votazioni erano 280.000 i votanti e i cittadini, coloro che sono arrivati le schede, hanno votato solo, parlo della nostra zona, 9.800 voti. Sono stati praticamente gli agricoltori che sono molto organizzati in questo senso, però in effetti mancava la voce del cittadino. È per questo che dobbiamo iniziare un percorso nuovo. Perché? Perché anche la fetta, il cittadino, l'urbano, va bene, e chi in effetti non è rappresentato sta pagando il 70% di quel costo di bonifica, importantissimo, e in ogni caso dovremmo ricominciare. Pertanto il mio prossimo impegno sarà tentare di entrare, in ogni caso continuerò, ecco, e rivedere come si può gestire al meglio questa risorsa, e anche in effetti i consorzi devono in ogni caso continuare a esistere perché abbiamo visto com'è, però ci deve essere un modo di fare gestione. Grazie. Io sono Pino Sartori, sono vicepresidente di un'associazione che si chiama La Salsola, che
è nata 25 anni fa sulla gronda lagunare veneziana, si occupa un po' del recupero dell'area lagunare e delle acque del fiume Osellino, Marzenego Osellino più correttamente, che a suo tempo erano zone molto degradate e in 25 anni abbiamo ottenuto qualche risultato anche di rilievo per questo ambiente. Come associazione siamo promotori assieme al Comitato Allagati, assieme a altre realtà dell'area mestrina, del contratto di fiume del Marzenego Osellino, sfruttando un po' questo nuovo approccio di gestione del territorio riferente appunto a un bacino fluviale che si sta affermando in tutta Italia oltre che in altri importanti paesi europei. È uno strumento che va considerato anche da parte dei movimenti, perché è uno strumento che facilita una visione complessiva dei problemi territoriali, tenendo ovviamente presente che il fiume è l'anima che innerva il territorio, no? E perché consente in qualche maniera di abbreviare il periodo di decisioni sul destino di questi territori, perché tenete ben presente che ogni realtà amministrativa locale, comunale, provinciale, per là dove esistono ancora le province, poi le regioni e via dicendo, che si occupano comunque dei fiumi e dei loro territori, spesso i progetti relativi a questi territori devono essere vagliati da tutti questi livelli amministrativi. Nell'interno del contratto di fiume queste decisioni vengono assunte assieme ai cittadini che sono protagonisti, assieme alle varie categorie, e quindi in un dibattito e un confronto partecipato che però tutto sommato abbrevia i tempi della decisione, ed è una decisione partecipata. Per questo noi ci sentiamo di proporlo anche in questa sede. Grazie. Io sono Turato Fabiana e faccio parte dell'associazione La Vespa come associazione ambientalista. Inoltre sono anche iscritta ad un comitato Una Mano per Battaglia che a seguito del 4 febbraio ha subito delle alluvioni. Io ho scelto, oltre che come gruppi interessati, anche a livello personale il tema acqua. Tra l'altro con l'associazione La Vespa siamo sensibili anche alle attività, abbiamo provato anche alle attività svolte dall'Acqua Bene Comune, e inoltre io sto cercando di approfondire appunto il discorso dei contratti di fiume, che ritengo molto validi a livello personale, e sto cercando di portarli e divulgarli anche all'interno di queste associazioni, presentando anche gli esempi del Marzenego e tra l'altro anche a questi eventi che vengono anche svolti a livello nazionale, che ce n'è stato uno da poco a Venezia e Mestre. Trovo che siano veramente, intanto almeno importante divulgarli per poter recepirli, anche perché la cosa secondo me molto interessante di questi atti partecipativi è che a seconda del territorio e della zona attivano non solo quello che è il discorso delle acque e dei fiumi, ma tutto quello che sta attorno. Reduce da questo convegno c'erano veramente dei contratti di fiume molto interessanti che prevedevano anche il piano territoriale, come rivalorizzare il territorio attorno all'acqua. Per cui insomma ecco, questo è anche una cosa che a me interessava partecipare, cioè presentarli, tanto meglio che c'è insomma questo esempio diretto. Allora, io sono Luana Schivenin, vengo dalla Valle di Schivenin in provincia di Belluno.
Faccio parte di un'associazione, il Col del Roro, che era nato anni fa, quando c'era stato il grosso problema di 2 escavazioni, una in Valle di Schiavini e una nel Col del Roro, e in questo momento qua ovviamente uno dei problemi principali di tutto il Bellunese è quello dello sfruttamento idroelettrico, dei mini impianti idroelettrici. Io per passione personale, per interesse personale, sono venuta appunto in questo gruppo perché ritengo che la tutela dei torrenti, dei fiumi e anche della montagna sia un presupposto indispensabile per tutelare anche la pianura, l'agricoltura e anche il sviluppo dell'intera umanità. Io mi chiamo Clotilde, per ora non faccio parte di nessun comitato, è tutta una scoperta perché sono a Padova da meno di 15 giorni, quindi ho scelto l'acqua perché mi sembra l'obiettivo del nostro millennio a livello globale, ma che ovviamente va trattato a livello locale per riuscire a fare qualcosa, e quindi aspetto di sentire voi come gestite questa risorsa e contro cosa vi indignate ovviamente per certe proposte che ci vengono fatte. Dunque, io mi chiamo Patrizia Corrà, sono del comitato Acqua Bene Comune di Padova. Noi abbiamo un'avvertenza aperta, una lotta aperta nei confronti di Acegas APS, che è il nostro gestore dell'acqua pubblica, dell'acqua potabile, e abbiamo aperto questa avvertenza sia dal punto di vista della tariffa, perché riteniamo che la tariffa che viene applicata non sia conforme ai risultati del referendum, e ce l'autoriduciamo del 21%, che è la quota corrispondente al profitto, e quindi abbiamo aperto un fronte sul discorso tariffa, ma anche poi sulla questione depurazione e fognature, perché poi facendo questa campagna di obbedienza civile per l'autoriduzione abbiamo scoperto, ci siamo accorti che poi quasi la metà della città di Padova, la metà delle utenze non sono depurate, e quindi la questione si ricollega poi con quello che si diceva prima, perché poi per esempio io abito in un quartiere che scarica direttamente le proprie fogne direttamente in un corso d'acqua, nel Roncaiete. Sì, a Volta Barozzo tutto il quartiere scarica direttamente a Roncaiete. E abbiamo ottenuto su questo una parte del quartiere, non tutto, ha ottenuto i rimborsi della quota di depurazione che la PS ci aveva per 10 anni fatto pagare indebitamente, però la questione resta aperta perché ci sono altri quartieri nella stessa situazione di Padova. Padova è una città veramente che inquina, che non depura i propri scarichi fognari, e inoltre appunto portiamo avanti questa battaglia per anche l'eliminazione del profitto dalle bollette. Allora, mi chiamo Alessandro Punzo e faccio parte anch'io del Comitato Provinciale 2 Acqua Bene Comune di Padova, e chiedo soltanto se mi posso dire qualcosa in più, no? Sì, tieni se conto, di Alessandro, una che presentazione, altrimenti... Sì, pure qualcosa in più, nel altrimenti senso, tieni conto che poi c'è possibilità di intervenire ancora, sì, vabbè, tranquillamente. giusto Comunque, per capire un po'. Dire, certo. Allora, Patrizia sicuramente ha già introdotto 2 temi importanti sui quali noi ci stiamo muovendo in questo periodo, però io volevo fare innanzitutto un passo indietro, così per inquadrare un attimo la questione. Allora, e parto naturalmente, noi come comitato siamo nati naturalmente prima del referendum, c'era appunto anche Ballestrin che è andato via, ricordo, e poi dopo è andato via, vabbè, fatti suoi. Siamo nati prima del referendum e abbiamo naturalmente sostenuto tutta la campagna referendaria, tutta la vicenda referendaria. Referendum che vorrei appunto partire da qua, che secondo noi hanno avuto indubbiamente il merito di far, come dire, germogliare nella coscienza collettiva la tematica dei beni comuni. Se si pensa soltanto che dopo un decennio, ventennio di quella che io chiamo proprio narcosi da pensiero unico,
questo grappolo, questo pugno di referendum ha osato in qualche modo, come dire, sfidare la razionalità o la presunta razionalità del mercato, no? E con parole d'ordini semplici: l'acqua deve essere pubblica, deve essere gestita pubblicamente. Chiaramente su quegli slogan, come dire, si sono un po' più o meno ritrovati tutti d'accordo, no? E però dopo sono emersi i veri nodi, cioè una volta vinto il referendum sono nati i problemi. Ancora un passo indietro, quei referendum, il principio guida qual era? Insomma, detto proprio in estrema sintesi, si diceva che l'acqua è una cosa chiaramente bene comune, essenziale alla vita, ma è inutile che sto a ripetere cose stranote, è una cosa fin troppo importante perché venga gestita da società per azioni spesso anche quotate in borsa. Perché pubbliche, private o miste che siano, alla fine hanno una sola mission: il profitto, in nome del quale commettono le più profonde nefandezze. Patrizia prima ve ne stava accennando una, cioè quella della truffa, come l'abbiamo subito ribattezzata noi come comitato, della depurazione delle acque reflue. Vale a dire un gestore, Acegas APS, AMGA oggi, del gruppo ERA, che per 10 e passa anni pretende i canoni di fognatura e depurazione anche a coloro che non beneficiavano di quel servizio e continua a pretenderli anche dopo la sentenza 335 del 2008 della Corte Costituzionale, che aveva affermato a chiare lettere la tariffa, esattamente come le sue componenti, vale a dire fognatura e depurazione, è un corrispettivo e non un tributo. Ergo, che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai il servizio devi pagare quel canone, se non ce l'hai non devi pagare nulla. E ha continuato a pretenderlo anche dopo la legge del 2009 che aveva recepito quella sentenza della Corte e il decreto attuativo che aveva stabilito anche i tempi dei rimborsi che dovevano concludersi entro il 1° ottobre 2014 e Acegas ha invece cominciato soltanto allora, vero, a, come dire, finalmente rimborsare dicevo, e nonostante questo Acegas non ha fatto assolutamente niente, come una sorta di legibus solutus, se ne è fregata di tutto perché si senta di sopra della legge, certo. E allora a quel punto ci siamo attivati noi che appunto già praticando l'obbedienza civile, sulla quale dirò qualcosa dopo, e ecco, abbiamo scoperto questa cosa e costretto in un qualche modo, denunciato con assemblee pubbliche e quant'altro, denunciata la cosa finché Acegas APS e lato Bacchiglione, sul quale si apre un altro grande enorme capitolo, no, di questa vicenda, ma non solo di questa, finalmente si sono acconciati a indagare, calcolare e così via. Perché? Perché Acegas che cosa faceva? Che cosa ha fatto in tutti questi anni? Non aveva minimamente coscienza della situazione, perché gli investimenti innanzitutto sono calati sempre di più, che poi sono sempre soldi nostri che ricava dalla tariffa, ricordiamoci. E quindi praticamente non aveva nemmeno il polso della situazione, tant'è che quando è stata costretta a pubblicare gli elenchi di coloro che avevano diritto al rimborso, ha fatto, scusatemi il termine, un casino terribile, li ha ripubblicati per 3 volte, utenze calsi che apparivano e scomparivano, uno in una strada, il numero successivo ma non aveva diritto e così via, insomma un guazzabuglio terribile. Questo dimostra proprio, riprova, no, dell'efficienza del tanto decantato
privato, no? Del gestore privato. Ecco, questo soltanto per dire arrivo al dunque la cosa che ci preme forse sicuramente di più. Beh, quei referendum però hanno stabilito anche un'altra cosa, e cioè vale a dire che sull'acqua non bisogna fare profitto per il semplice, come dire, banale motivo che l'acqua non è una merce. Benissimo, noi con il secondo quesito referendario abbiamo cancellato quel riferimento normativo alla remunerazione del capitale investito dal gestore, ok? Allora, quel riferimento normativo lì si riferisce a che cosa? Alla tariffa del servizio idrico che fino a prima dei referendum si componeva di 3 voci, no? Costi dell'investimento, costi di esercizio e appunto remunerazione del capitale investito. Che cosa vuol dire? Che il gestore dell'acqua, pubblico o privato che fosse, aveva garantita per legge un 7% sui propri investimenti. Chiaro? Che cosa succede? Noi eliminiamo questo 7%, poi dopo, come vi è stato già detto, ha una ricaduta in bolletta, no, di una percentuale che oscilla a seconda dei casi, dei piani d'ambito e così via, dal 10 al 22%. Benissimo, eliminata questa voce, che cosa sarebbe dovuto accadere? Che i gestori e gli ATO avrebbero dovuto ricalcolare la tariffa espungendo quella voce lì. E invece non l'hanno fatto. Si è arrivati al punto addirittura che il governo Monti a fine 2011, quindi appena celebrati i referendum, diede incarico a un'autority per l'energia elettrica e il gas che, come dice lo stesso nome, si occupava di mercato. Diede a questa autority l'incarico di, come dire, stabilire, di riformulare la nuova tariffa del servizio idrico che ovviamente avrebbe dovuto recepire il risultato referendario. Così non è stato. A fine 2012, quindi si è preso un anno di tempo la EXI, che poi dopo è stata chiamata anche servizio idrico, che cosa ha fatto? Ha scodellato una nuova tariffa nella quale quella voce abrogata, remunerazione del capitale dal secondo quesito referendario, 27 milioni di italiani hanno votato, benissimo, è stata reintrodotta sotto la nuova voce oneri finanziari, cioè praticamente facendo il classico gioco all'italiana delle 3 carte. Benissimo, a quel punto, e dopo qui a Padova la sciagurata operazione su cui bisognerebbe parlare, perché ce ne piggono proprio oggi in questi giorni, dell'incorporazione, fusione per incorporazione di Acegas APS Era, voluta dall'allora sindaco Zanonato e dalla sua giunta. Dopo quella cosa lì, anche qui a Padova, noi come comitato abbiamo aderito a quella campagna che fu lanciata in tutta Italia dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che si chiama, come diceva Patrizia, di obbedienza civile. Perfetto, Alessandro, ti fermo perché stai sconfinando ampiamente. Avrai modo con un secondo intervento eventualmente poi di spiegare meglio le cose. Allora, io sono Manlio Zecchin, sono da Piove di Sacco, sono qui come Lega Ambiente, Circolo di Piove di Sacco, ma lo sono anche come coordinatore di un comitato spontaneo, Madonna delle Grazie, un comitato che ha più di 11 anni, che proprio come tematica ha salvaguardato il territorio, in questo caso una fetta di territorio, un luogo specifico, che peraltro ha una tutela regionale ed è un viale lungo 800 metri al quale segue poi un altro viale un po' minore come veduta paesaggistica, ma che è una cosa stupenda. È un territorio che appartiene e apparterrà ancora alla collettività. Questo intervento che abbiamo fatto, abbiamo praticamente coinvolto i cittadini di Piove di Sacco, ma anche di altri luoghi, e c'è stata la cittadinanza attiva. In questo contesto, questo esempio abbiamo salvato poi anche da una viabilità
disastrosa che sarebbe stata una nuova tangenziale con costi spaventosi e quindi ricadute edilizie non necessarie. Ora quell'intervento lo vedo molto fattibile e proponibile in questo movimento che si occupa non solo di acqua, si occupa di terra, si occupa di energia, ma si occupa di persone sostanzialmente. Ecco, vedo se è stato possibile per noi, è stato possibile per voi, coinvolgendo le persone, i cittadini, sottoscrivendo qualcosa, partecipando, proponendo idee fattibili e rispettose della legge italiana. Secondo me il nostro esempio è possibile a livello locale, globale, regionale e via dicendo. Quindi tutto ciò che è positivo e va in favore del territorio, va in favore della gente, soprattutto dei bisognosi, credo che si possa ben sostenere. Sono qui per questo. Perfetto, grazie. Allora, grazie intanto di questo primo giro di interventi. Io avrei una proposta da fare. Dato che il tema appunto è molto poliedrico, sfaccettato, ricco e appunto fa riferimento appunto a una serie di filoni, io proporrei eventualmente di scorporare, visto che poi appunto si faceva riferimento a, come nelle relazioni introduttive di stamattina, a individuare una serie di no e una serie di sì, nel senso in qualche modo poi di cercare di dirimere quelle che possono essere gli aspetti le questioni positive e fondamentali che sono legate alla risorsa acqua, così come invece quelle questioni che possono essere come riflettersi in termini negativi. Io suggerirei appunto di provare a individuare appunto questi due filoni, cioè l'acqua come risorsa e l'acqua come fonte invece di dissesti e di problemi. Allora, giusto per fare un elenco che poi potremo eventualmente sviluppare anche per capitoli, ma giusto per buttare lì una serie di questioni. Allora io avrei individuato intanto il discorso degli usi dell'acqua in termini sia quantitativi che qualitativi, e quindi per quanto riguarda gli usi dell'acqua sicuramente dobbiamo in termini quantitativi mettere al primo posto l'uso irriguo, che sappiamo che è appunto il principale utilizzo delle acque dolci fluenti sul territorio, e quindi quello che assorbe la maggior quantità d'acqua dai corsi d'acqua, dai fiumi. E ci attaccherei immediatamente l'uso zootecnico, che in qualche modo è legato al mondo agricoltura, e quindi un altro uso molto pesante e in continua crescita proprio per il cambiamento degli usi alimentari, vabbè, che in Italia ormai è conclamato da anni, ma è un fenomeno che si sta sviluppando anche nei paesi in via di sviluppo, e quindi con un cambiamento del trend alimentare, degli usi alimentari che si spostano dal consumo di vegetali al consumo di animali, e quindi sappiamo cosa vuol dire questo in termini di consumi d'acqua, oltre che poi di impatti inquinanti, eccetera. Poi ci sono gli usi industriali, che quelli li conosciamo bene e sono legati, come dire, a un'idea, un concetto di sviluppo e di società che in qualche modo sta tramontando. L'Italia si sta deindustrializzando e quindi probabilmente è un uso che sta venendo anche meno, si sta riducendo, specialmente in certe zone tipo Milano, dove addirittura ci sono problemi contrari, cioè di una falda ipercarica d'acqua con problemi di facili esondazioni e inondazioni. C'è lo sfruttamento idroelettrico di cui si parlava prima, che Lucia, a cui accennava Lucia prima nella sua relazione introduttiva, che appunto è un problema anche in qualche modo che si sta acutizzando, nel senso che, come si diceva, è uno degli usi che in qualche modo, degli sfruttamenti, una delle energie che viene incentivata, e quindi sta vedendo, come dire, un revival, se vogliamo, dopo gli anni della prima sfruttamento idroelettrico, che appunto risalgono all'epoca del fascismo, dove sono stati costruiti gli impianti più grossi, le più grandi dighe, e teniamo conto che in termini di produzione energetica è una delle fonti abbastanza importanti, credo che si giri intorno al 15% credo della produzione, anche al 20-22, ecco. E si è visto appunto a causa di questi incentivi l'aumentare di questi piccoli impianti distribuiti un po' ovunque, anche in zone dove probabilmente, come dire, bisogna avere più un'attenzione per il territorio che pensare a uno sfruttamento della risorsa, e che si motivano solo per il fatto che esistono poi questi incentivi. Se non ci fosse probabilmente non ci sarebbe neanche motivo di andare a spendere dei soldi per costruire gli impianti nei posti più disparati e più strani, arrampicati sulle valli. E poi vediamo l'uso potabile, igienico potabile di cui si parlava, si parlava prima. Alessandro in particolare ha sviluppato il discorso appunto che poi afferisce direttamente alla questione privatizzazione e pubblicizzazione dell'acqua e gestione, quindi il discorso appunto del business, che non è una questione
come dire, È da la sottovalutare. madre di tutte le questioni. Sì, perché è una questione politica. No, Scusa, è aspetta la Alessandro, madre- aspetta un attimo, Va facciamo bene, che facciamo. siamo tra di noi, possiamo anche parlare. Sì, no, ma è giusto per dare un interloquire. minimo, ma è giusto per dare un minimo di ordine alle cose. No, ma io concludo subito perché volevo enucleare questa serie di questioni. Per quanto riguarda, diciamo, gli usi, appunto vedrei questa serie di usi fondamentali e importanti che abbiamo, sono anche collegati non solo appunto all'economia ma anche appunto alla sopravvivenza e quindi alle necessità primarie. Ci sono poi le questioni dei danni, cioè gli aspetti contrari che sono legati. Sei dimenticato, perché l'acqua ha un uso ecologico che Sì, ovviamente, beh, questo diciamo è un uso da cui, certo, diciamo che è un uso, diciamo che non è un uso umano questo, ecco, per fortuna una volta tanto l'uomo non entra in questo ciclo che invece è un ciclo naturale, se possiamo dire, nel senso che è legato, è un ciclo sul quale l'uomo non dovrebbe intervenire, anzi dovrebbe cercare di rispettarlo al massimo. Allora, per quanto riguarda gli aspetti dannosi, diciamo che è chiaro che i cicli che abbiamo visto il discorso adesso recente dell'alluvione in Liguria, eccetera, eccetera, ma anche della grossa piena che c'è stata sul Po, eccetera. La questione qui del dissesto idrogeologico, abbiamo un territorio che orograficamente si presta, come dire, a grossi dissesti, la Liguria poi per eccellenza, dove montagne e come dire strapiombano direttamente sul mare con città frapposte in mezzo, quindi una problematica come dire esasperata se vogliamo. Tutta la questione delle alluvioni che però riguardano anche la pianura veneta, abbiamo avuto gli esempi del Fratagorzone, abbiamo avuto un esempio del Musone dei Sassi, abbiamo avuto moltissime alluvioni localizzate legate proprio al fatto che su piccoli bacini imbriferi piove una quantità d'acqua esorbitante rispetto alla capacità e alla capienza e di conseguenza tutta una serie di questioni che connettono poi il problema, quindi la questione del cambiamento climatico che a quanto pare, anche quando diceva Tamino prima, come dire, poi siamo sempre noi la causa di questo. Allora, poi parliamo del discorso poi dell'inquinamento industriale, un'altra questione legata direttamente all'acqua, perché noi produciamo, cioè assorbiamo una quantità grossissima d'acqua che finisce negli impianti industriali e poi viene smaltita attraverso le reti fognarie e non sempre, come dire, in modo ortodosso. Fino a poco tempo fa si parlava del problema del depuratore di Milano, cioè la più grande zona industriale d'Italia che mancava di un depuratore per la gestione del deflusso, per appunto il disinquinamento. E l'uso civile ovviamente che anche questo ha il suo impatto, i suoi effetti diciamo negativi, impattanti comunque sul ciclo dell'acqua. Quindi c'è il discorso che si inserisce dei costi della bonifica di smaltimento, quindi la questione della tariffazione e così via. L'ultimo aspetto, se vogliamo, che questo è legato invece alla carenza dell'acqua, è quello della siccità e che si connette direttamente alla questione degli usi, perché spesso e volentieri noi vediamo vediamo il problema delle alluvioni perché fortunatamente viviamo in zone ricche d'acqua e dobbiamo ringraziare, come dire, questo, perché sulla faccia della terra non vi sono molti luoghi così fortunati come il nostro Veneto, ma già in Italia insomma ci sono luoghi molto più, come dire, sfortunati del nostro. Però abbiamo visto anche negli anni in cui l'acqua è scarseggiata cosa ha voluto dire razionare l'acqua che defluiva nei fiumi. E allora voi se conoscete, anzi siete tutti quanti esperti d'acqua, quindi sapete bene che l'autorità di bacino è l'autorità preposta alla gestione complessiva dell'acqua e quindi in quei momenti lì di frangenti, di grandi criticità si è vista anche la debolezza di questa autorità nel momento in cui doveva imporsi non solo sui consorzi di bonifica, appunto che citavamo prima, che sono i primi utilizzatori dell'acqua, ma anche su giganti tipo Enel che invasa l'acqua su grandi bacini per poi sfruttarle dal punto di vista idroelettrico, eccetera. Quindi un'altra questione, come dire, di capitale importanza che è quella di gestire non solo l'abbondanza, e quindi bisognerebbe anche sviluppare il ragionamento di quelli che dovrebbero essere gli interventi sulla rete idraulica, ma anche quelli della carenza e della mancanza. Ecco, io mi fermo qui perché credo di aver enucleato anche troppo forse i temi della questione. Io adesso proverei a svilupparli, magari cercando di vedere quelli che potrebbero essere, decidiamo noi se prima esaminare i no o prima esaminare i sì, e apriamo eventualmente appunto a proposte anche in questo senso. Prego, certamente. Adesso sento come il microfono. Vedo se riesco a essere sintetica. Il mio interesse enorme per l'acqua, oltre a tutte le tematiche che avete detto, è l'acqua inquinata. L'ISPRA, 1 anno e mezzo fa, ha dato l'allarme, soprattutto per il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, ha trovato che il 60% delle acque superficiali è inquinata da pesticidi e che le acque profonde circa il 30, il 28, il 30%.
e ha dato un allarme sulle riviste, sui giornali, in radio, in TV, e questa notizia sento che non è arrivata. I metalli pesanti che ci troviamo nei nostri corpi, con le malattie immunitarie e altro, sono metalli che assumiamo anche con l'acqua. Ora, tutto ciò che mangiamo, la scelta del cibo è fondamentale, la scelta di bere è necessaria ancora più del cibo. L'acqua che beviamo, purtroppo, e lo dice anche l'ISPRA nelle conferenze, lo dice l'ISPRA, ma anche tutte le ARPAV nelle conferenze pubbliche, ho assistito a una a Valdobbiadene, è stata chiara la dottoressa Maria Rosa. La trazzina è ancora nell'acqua, ma la cosa grave è che il diserbante è nell'acqua. L'unica regione che ha fatto questa analisi per cercare il diserbante nell'acqua è stata la Lombardia. Allora, le nostre acque che beviamo sono sì inquinate dai tubi, ci sono ancora i tubi dell'amianto, il Veneto è la regione più folle su questo o su altre cose, eccetera, eccetera, che l'ingegnere dirà. Ma la cosa grave è che i pesticidi ci sono nell'acqua, il glifosato ci impiega 100 anni ad andarsene e tutto ciò che buttiamo nella terra finisce nella terra e nell'acqua, diceva l'ARPAV, lo dico io. L'atrazina la trovano ancora, ma la cosa grave è il glifosato. Le viti vengono oltre che irrorate con 30-40 volte, per non parlare delle pesche di Verona, che ha altra emergenza grave, per non parlare delle mele. Tutta quella sostanze finiscono nell'acqua e diventano metalli chimici che poi intossicano. Le sclerosi che abbiamo nella mia zona, parlo di Treviso, le malattie autoimmuni, casini sulla tiroide, i problemi endocrini, sono dovuti a inquinanti. L'acqua con i pesticidi non è altro che diventa un interferente endocrino, sballa prima il sistema endocrino, poi via via tutto il resto. Che fare? Quando l'ISPRA, che è l'agenzia nazionale, già 2 anni fa, ha analizzato le nostre acque della pianura padana e le ha trovate le più inquinate, che facciamo? E che facciamo per tutelare l'acqua e poi la salute? L'aldeide formica buttano via i nostri agricoltori sotto le viti. 70 anni ci impiega ad andarsene. Il glifosato è il pazzesco e poi tutti i pesticidi. La frutta che compriamo, Legambiente, dov'è? Eccola là. Legambiente, cliccate Legambiente, c'è un bellissimo studio sui pesticidi nel piatto. L'hanno fatto loro la ricerca, tutto ciò che mangiamo è pesticizzato. Ed è grave, ma la cosa grave non è solo la formula chimica del pesticida, è i coformulanti, e quelli sono ancora peggio. Auguri. È per questo che chiedo iniziative. Ti diamo pure la parola perché, appunto, prego. Sì, Allora, allora, i temi sono trasversali e sono ampi e parlando di acqua, pare che siamo tutti d'accordo che si parla di tutto, territorio, salute, industria, per cui tutto. Ecco, mi tocca fare una parte che raramente faccio, cioè quella di ricordare che la sostenibilità è sostenibilità al contempo sociale, ambientale ed economica. Questo l'ha detto il signor Brundtland 90, non mi ricordo quando, e che la sostenibilità è la possibilità di consegnare alle generazioni future delle risorse per poter vivere. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con una sostenibilità economica, quindi purtroppo, per fortuna, e quindi insomma bisogna un po' tenere conto anche dell'aspetto, chiamiamolo economico, ma chiamiamolo di sostenibilità, insomma. Altro aspetto che mi pare giusto discutere. Allora, abbiamo detto che l'80% dell'acqua nella nostra zona è ad uso di un soggetto economico che è fondamentale, secondo me, che è l'agricoltura. A me capita di fare delle piccole docenze e corsi per imprenditori agricoli professionali qui a Padova. Allora, posso dire per certo che diciamo, le cosiddette condizionalità, che sono le norme che regolano l'accesso ai fondi della politica agricola comunitaria, impongono un uso strettamente contingentato di pesticidi
azoto e altre, e altre cose che non vanno bene. Tutto quello che supera questi limiti è reato, quindi va benissimo denunciarli, però non è una questione di sistema, è una questione di qualcuno che delinque, punto. Allora è importantissimo che, ed è giustissimo quello che si diceva sulle elezioni dei consorzi di bonifica, perché la gestione dei corpi idrici, soprattutto a livello aziendale, le famose scoline, i fossi che sono spariti, sono in capo e in gestione ai privati. Quindi quello che mi viene detto spesso dalle aziende agricole è il consorzio di bonifica che ha da mettere a posto. No, è onere dei privati. Secondo aspetto, noi abbiamo parlato di degli obbligati perché il nome è giusto, perché lui dice no, si chiamano obbligati perché giustamente è quello che dice lui, mentre loro li parlano. Una precisazione. È una precisazione che bisogna rimetterla in gioco, è per quello che io vorrei entrare dentro. Assolutamente. Se no c'è questo giochetto qua, non è mio, ma però ci metto i tubi allora. Allora, esattamente questo volevo dire, che è importantissimo che il cittadino e le realtà economiche capiscano l'importanza di un uso sostenibile delle risorse, non come imposizione di qualche ambientalista matto, ma come una sostenibilità a lungo termine della propria impresa, della propria salute e della, collettività. Perché il contadino che ara fino a dentro il fosso per diventare una fila di formentoni in più è come, c'era Tafazzi una volta, no, che si martella, non è che con quel mezzo quintale di granella, perché la volta che piove va sotto acqua con tutto il campo, lui e anche i suoi amici. Il deficiente che fa il ponticello per entrare nella sua proprietà privata e chiude il fosso perché col tubo grande così è un cretino, perché si fa venire l'acqua in casa e anche dentro la strada. È importantissimo, ovviamente, problema irriguo. Noi abbiamo nel territorio veneto, lo chiamano deserto di mais. Deserto di mais vuol dire il mais chiede 4.000 metri cubi per ettaro di acqua. La cosa più bella è che in Veneto piove circa 1 metro di acqua di altezza, di cumulata precipitazione. Moltiplicando per 10.000 metri cubi noi avremmo questa acqua qua. Quindi noi avremmo il lusso di poter coltivare il mais con i sistemi di irrigazione, quelli a goccia, ampiamente deficitari e ampiamente inefficienti, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista di dispersione dell'acqua, potremmo permetterci il lusso anche di coltivare in questo. Il problema è che il ciclo dell'acqua nella pianura veneta, parlo per quello perché nel territorio montano è un altro pianeta, mi piacerebbe tantissimo parlarci, ma purtroppo il ciclo dell'acqua nella pianura veneta è che l'acqua piove, va nei fossi spesso stroppati, va ostruiti, va in capo ai consorzi di bonifica che spendono l'ira di Dio di soldi per sollevarla, quindi con pompe a gasolio, con inquinamenti, bisognerebbe andare nell'altra stanza a discuterne, e sollevandolo ovviamente con invasi e svasi rapidi, quindi con il rischio di far franare le sponde, buttandolo in corpi d'acqua tipo di rilevanza nazionale, quindi Brenta, Adige, eccetera, che sono gestiti non a livello regionale ma a livello nazionale, che poi vengono risollevati di nuovo e buttati o in mare o in laguna di Venezia, creando problemi di dolcificazione dell'acqua, trasporto di sedimenti, eccetera, eccetera. Tutto questo, poi il ciclo ricomincia quando c'è un emungimento in corpi idrici per l'irrigazione d'estate, quindi altro sollevamento, altro invaso svaso, altro problemi di allora, problema, perché non ci teniamo l'acqua, come ho sentito dire che sta facendo a Portland, all'interno delle nostre zone, o facendo degli invasi o facendola permeare? Veneto Agricoltura sta facendo degli esperimenti molto interessanti per il rimpinguamento delle falde con le cosiddette trincee perdenti.
gli argomenti sarebbero tanti, comunque la importanza è quella di far capire alle aziende, alla gente eccetera, che non è più un costo l'acqua o le risorse idriche, ma sono un settore economico da gestire in modo corretto dal punto di vista energetico, delle risorse, ecologico e quant'altro. Uso zootecnico. La Regione Veneto impone uno sversamento massimo di 340 kg di azoto per ettaro in zone non sensibili e 170 kg di azoto per ettaro in zone sensibili tipo Laguna di Venezia o zona di ricarica di Falanga. Questa è una legge. Chi non lo fa delinque, come prima. Allora, se tutti i cittadini se ne fregano di stare a guardare queste cose, il problema non si risolve. Quindi il problema è che deve essere una convenienza, ovviamente un'educazione sociale e civile quella di stare a guardare queste cose, ma anche una convenienza economica nel continuare, ma non economica. La Repubblica Veneta, che viene additata, viene diciamo riconosciuta come uno dei migliori governi europei nella storia, il magistrato Le Acque aveva potere di vita e di morte su chi infrangeva le regole che il magistrato Le Acque è concessionario ha concessionato tutto al Consorzio Venezia Nuova. Voi sapete come si comporta, ma questo, ci sono i ladri, ma il problema è che c'è la gente che si volta dall'altra parte, perché domanda ai sindaci: fa più piacere avere la zona industriale con oneri, urbanizzazione eccetera, o avere la zona di laminazione dell'acqua con le foreste eccetera? Bella domanda. Mi pare che ci fosse una persona iscritta in fondo. Allora, innanzitutto io vorrei fare un rilievo sull'uso delle parole. L'acqua non è una risorsa, l'acqua è un bene comune, per un semplicissimo motivo: se noi la consideriamo una risorsa, cominciamo il discorso della mercificazione. E questo credo sia un fondamento per affrontare, quando si parlava prima del cambio dell'approccio, no? L'acqua è quel bene che serve a noi, ma serve anche al ciclo della vita nella sua totalità. Cioè non possiamo prescindere e dire ma non è un problema dell'uomo. No, è un problema dell'uomo in quanto noi siamo il problema. La natura di per sé non inquina l'acqua, siamo noi. Noi la stiamo rovinando, la stiamo facendo, stiamo attivando tutta una serie di iniziative. Alessandro parlava prima del gestore, il gestore che vende l'acqua in funzione del profitto che può farne. E questa è una base per capire quanto è cambiato il discorso, l'affrontare l'acqua, il tema dell'acqua nella sua totalità. Quando si parla di inquinamento, si parla dell'affare dei depuratori. Va bene inquinare perché io dopo devo costruire un depuratore e quindi faccio affari, rovino l'ambiente, ma questo è un problema che rimando. Allora, invece noi, se cominciamo a parlare di bene comune, cominciamo a pensare che è il bene che serve a garantire la vita alle generazioni future, non solo umane, ma a tutto il ciclo della vita. Allora, questo tanto per capire come può essere l'approccio, la chiave di lettura, secondo me. Dopo, per carità, io dico la mia, non ho la pretesa Quando si parla di ciclo dell'acqua sostenibile, io ho chiesto, sono andato una volta a un incontro sulla direttiva alluvioni, dove c'era i grandi responsabili, chiamiamolo, del ciclo dell'acqua nel Veneto, vale a dire l'autorità del bacino, gli ingegneri competenti che dovrebbero occuparsi di come fermare il dissesto idrogeologico, c'erano i dirigenti dell'ARPA, ai quali è stato chiesto dal sottoscritto qual è la sostenibilità dell'acqua in Veneto, quanta acqua abbiamo, quanta ne possiamo consumare e quanta ne consumiamo. Non mi è stata data una risposta, mi ha detto vai a vederti i dati degli ATO, cioè l'acqua che si fattura è il dato di consumo dell'acqua che c'è. Non è così, ingegnere me lo puoi confermare, l'acqua nel Veneto non si sa bene quant'è, sappiamo solo che consumiamo più acqua di quella che
è a disposizione dal punto di vista della sostenibilità, no? Tra le attività agricole, industriali, umane e l'inquinamento, noi consumiamo e roviniamo quell'acqua disponibile che c'è, potabile. Però tutto è in funzione di fare un profitto. Questo è un passaggio che noi dobbiamo affrontare. Se dal punto di vista del gestore è meglio che ci sia l'acqua da vendere, meno ce n'è e più la faccio costare. La teoria della scarsità dell'economia, no? L'approccio è questo, guardate che questa cosa viene dalla Comunità Europea. Risparmiamo e più cresce la tariffa. Non dobbiamo risparmiare sul consumo dell'acqua perché, come è successo a Torino, come è successo a Firenze tanti anni fa, se io consumo troppa poca acqua io non ho la sostenibilità economica e allora devo aumentare la tariffa, ma non ho la sostenibilità ecologica. Questo sia chiaro. Allora, questo per dire come secondo me dobbiamo affrontare i problemi partendo proprio da una chiave di interpretazione. In questo periodo noi ci stiamo occupando della grossa questione dell'inquinamento dei derivati del fluoro tra Vicenza, Verona e Padova, che è una questione che riguarda, non so se lo sapete, 79 comuni, il famoso inquinamento dei PFAS, dei derivati dei PFAS, prodotti da un'unica azienda in provincia di Vicenza, Trissino, che fa quei prodotti che servono a impermeabilizzare questa roba qua. I piatti di plastica, le posate di plastica, i tessuti che noi abbiamo adesso. I PFAS, c'è un bellissimo studio dell'ISDE su questo, partito dalle analisi dai dati ISPRA che sull'inquinamento i PFAS si accumulano come l'arsenico, non vanno smaltiti. C'è un bacino di persone che sono circa 300.000 che sono toccate da questo tipo di inquinamento. Perché? Perché le autorità, invece di dire questo pozzo è inquinato, hanno pensato bene di ovviare il problema con la diluizione dei pozzi inquinati, che cosa che è vietata. Okay? È circa una decina di anni che questa gente beve quest'acqua inquinata, avvelenata dai PFAS. La settimana scorsa sono arrivati i dati dei comuni Sarego e Lonigo, dove il sindaco si vantava di avere l'acqua a posto, si è dimenticato che i derivati dei PFAS bisogna fare la somma degli elementi e si arrivava a valori che, se la comunità europea, la Germania per dire dà 100 di valore massimo nanogrammi per litro, questi arrivavano a 2000. Noi abbiamo un limite di performance, mi sembra lo chiamano, come fosse un limite di obiettivo che è 500, che è già fuori di tantissimo. Non viene rispettato e qua c'è o un'ignoranza, io non lo so, le unità sanitarie locali che fanno le analisi e non danno l'allarme. C'è un problema di incompetenza o di connivenza? Io lo pongo come domanda. Cioè, qua stiamo andando verso tutto viene mercificato e quindi non possiamo fermare l'economia, non possiamo fermare la distruzione del territorio, dobbiamo trovare l'equilibrio. No, io credo che ci vuole cambio radicale di direzione. Noi non dobbiamo parlare di sostenibilità economica, perché non vuol dire niente, vuol dire sostenibilità finanziaria. Io dico, se dico economia, dico la casa e l'ambiente dove vivo, non dico il bilancio economico in senso monetario. Io voglio dire un bilancio che sia ecologico, più che economico nel vero senso della parola, che rappresenta il danno all'ambiente, quello che io posso avere, quello che posso, le regole che devono essere fatte non sono fatte sull'aspetto finanziario, ma devono essere fatte prima di tutto sulla sostenibilità ecologica, non possono essere di altro genere. L'ultimo aspetto che vorrei affrontare è l'autorità di bacino. Noi abbiamo fatto tre incontri l'altro anno sulle questioni dell'acqua, cercando di fare in modo che si capissero i nessi che ci sono fra gli usi dell'acqua, fra l'acqua e l'industria, fra l'acqua e l'agricoltura, capire come intervenire, cercando di coinvolgere dall'associazione degli agricoltori all'associazione dei commercianti, all'associazione dei costruttori. Il risultato è stato nullo dal punto di vista della politica, bello dal punto di vista della partecipazione,
perché sentire l'associazione, il rappresentante dei commercianti che dicono basta, stop al consumo del territorio, mi sembra è stata era il rappresentante ufficiale dell'associazione dei consumatori, mi sembra, che hanno detto basta con i centri commerciali, basta con l'uso dissennato del territorio, fermiamoci e ragioniamoci sopra. Sentire gli agricoltori che dicono no, noi produciamo cibo e quindi abbiamo il diritto di consumare tutta l'acqua che vogliamo. Quindi vuol dire anche il diritto di inquinarla finché vogliamo? Allora bisogna coinvolgere queste associazioni a cambiare, ad avere un nuovo approccio, una nuova mentalità, che è quella di arrivare a capire che il bene acqua non è di nessuno, ma è per tutti, ma anche per il futuro di tutti. Se vogliamo veramente interpretare il futuro come una cosa possibile, se no diventa un futuro impossibile. Allora partiamo da dire come ci organizziamo. È chiaro che bisogna fare un piano di uso delle acque. Io ho assistito l'anno scorso a Torino, c'eri anche tu Alessandro, al sindaco di Grenoble. È stato interessantissimo, in 5 minuti ci ha detto: noi abbiamo calcolato che abbiamo questa acqua 100, il limite per non superare l'insostenibilità è 80, noi ne consumiamo 22. A questa affermazione il responsabile dell'ARPA mi ha detto: qui non siamo a Grenoble. Mi sembra che sia da parte di un responsabile regionale sia un'affermazione, non mi ricordo se era Mion, adesso non mi viene, ce l'ho scritto da qualche parte ma adesso non mi viene in mente. Comunque ecco, questo secondo me dobbiamo battere, non ultimo il discorso finanziario. Quando si parla di finanza c'è un aspetto che io credo dobbiamo considerare tutti noi che vogliamo un nuovo approccio. La finanza deve tornare al servizio del bene comune. Non può più essere una cosa fatta solo per la speculazione, perché se a me vengono a dire che dobbiamo fare in modo che il territorio sia disponibile degli investitori stranieri, qualsiasi cosa facciano. Io parlavo di economia. Sì, ma non era accusa te. No, io lo sto dicendo proprio per Certo. far capire che la finanza una volta era quel sistema dove si usava il risparmio per, primo, la finanza pubblica per fare le opere pubbliche. C'erano le scuole, c'era la bonifica dei territori, Cassa di Depositi e Prestiti cosa è diventata? È diventata una banca che favorisce la privatizzazione dando fondi, addirittura sì, tra l'altro anche la speculazione. Ecco, cerco di concludere per capire che uno dei temi fondamentali, che torna al discorso del profitto, è quello di capire che dobbiamo rompere questo sistema dove la finanza speculativa ha preso in mano tutto. E il territorio diventa in funzione di chi porta soldi, no, però ci rovina il territorio e dopo ci lascia il territorio come lo vediamo. Se vogliamo un futuro dobbiamo rompere questo sistema, quindi disarmare la finanza, ricostruire la finanza pubblica e ripartire dai beni comuni come beni per garantirci un futuro. Alessandro, stai più o meno come gli altri, insomma. Sì, mi pare che no, il primo è stato un pochino più lungo perché naturalmente c'era bisogno di... E riprendo un attimo e mi dà, come dire, l'occasione anche di concludere quello che stavo dicendo prima, Luca, e cioè la questione del profitto sui beni comuni, guardate che è la questione determinante oggi, cioè non solo per un fatto, come dire, di tipo etico, no? Perché riusciamo tutti a dire, no? Eticamente che è una cosa che ci fa schifo, che, almeno credo, non so, che ci sia qualcuno che faccia profitto sull'acqua, no? Però anche per un fatto, come dire, normativo, cioè noi oggi abbiamo una situazione per cui il vero business, nel momento in cui la finanza mondiale è andata in crisi, il vero business si è spostato sui beni comuni. Cioè, vale a dire, i beni comuni rappresentano oggi, diciamola così, l'ultima frontiera dell'accumulazione capitalistica.
cioè le cose su cui poter speculare, anche perché dei beni comuni noi non ne possiamo fare a meno. E allora, di fronte a tutto questo, di fronte al fatto che è in nome del profitto per cui l'ambiente viene devastato, è in nome del profitto che oggi abbiamo le cosiddette bombe d'acqua, come le usano chiamare, e l'elenco potrebbe essere lunghissimo, però c'è una cosa, e qua veniamo alle proposte, altrimenti ci giriamo sempre intorno, c'è una cosa che noi tutti possiamo fare fin da subito, e questo, come dire, in un qualche modo motiva per cui noi come Comitato di Padova siamo qui oggi, per un motivo preciso, vale a dire la battaglia che noi chiamiamo di civiltà per la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, secondo quello che noi chiamiamo il modello dell'azienda speciale consortile di diritto pubblico, vale a dire non quel pubblico che c'era una volta, quel pubblico affarone, quel pubblico menefreghista, e che in un qualche modo, come dire, ha dato prova delle nefandezze almeno paragonabili, no? A quelle a raffone proprio, a quelle di certi privati. Ecco, noi non parliamo di quel pubblico lì, e i referendum non si riferivano certamente a quel pubblico, ma si riferivano appunto a una gestione sotto la sovranità delle comunità che beneficiano poi di quei servizi di acqua, trasporti, rifiuti e quant'altro. Va bene? Aperte quindi agli utenti, aperte ai lavoratori, no? Senza quei consigli di amministrazione con manager strapagati, che ovviamente se quello è strapagato vuol dire che la tariffa deve crescere per strapagare quella persona. Ricordiamoci, perché tutto viene dalla tariffa. Benissimo, di fronte a tutto questo, noi ci siamo pronunciati già. La nostra battaglia per l'acqua pubblica è paradigmatica di tutte le altre battaglie. Noi non siamo, con tutto il rispetto, ma non c'entra niente la questione di rispetto, i no-tab che devono ancora affermare, no? Noi ci siamo già pronunciati, abbiamo già delle norme che dicono che sull'acqua non bisogna fare profitto. Questo è il punto che forse sfugge a molti. Benissimo, su questo noi che cosa abbiamo detto come forum e come comitati? Ma se la legge non viene rispettata dai gestori, dagli ATO stesso, enti pubblici, perché i sindaci hanno sono in conflitto di interesse, ricordatevi sempre questa cosa, perché i sindaci perché votano sempre gli incrementi tariffari, perché votano sempre, no, quei metodi che hanno reinserito il profitto nonostante il referendum? Perché naturalmente i loro comuni sono soci azionisti di chi distribuisce a fine anno gli utili. Questo è il gran problema che bisogna. E come si spezza questo conflitto di interesse? Eliminando il profitto dall'acqua. E come si fa a eliminare il profitto dall'acqua? Nel modo più semplice del mondo, con la campagna di obbedienza civile. In cosa consiste? Gli obbedienti siamo noi utenti. Che cosa facciamo? Visto che tu gestore non togli il profitto dall'acqua, noi te lo calcoliamo e ce lo togliamo dalla bolletta. Vale a dire, anziché pagare la bolletta che ci mandi tu, noi compiliamo un nuovo bollettino postale e nella causale scriviamo adesione campagna obbedienza civile e mettiamo l'importo autoridotto. Questo è, come dire, il sistema che da un lato chiama tutti i cittadini utenti, a, come dire, farsi attori, promotori
cambiamento, l'autoriduzione della bolletta, per dirla in maniera più semplice, non è, guardate, una forma di protesta come possono essere, no, la bolletta è cara, me l'autoriduco, no, non c'entra niente, è una forma di obbedire alla legge, quella stessa legge risulta dal risultato referendario, che è emersa dal risultato referendario. Questo è il punto. E poi, di più ancora, l'autoriduzione, come dire, permette ad ognuno di rompere quell'angusto perimetro, quella gabbia della sistema di rappresentanza per cui tu tutto devi delegare. È chiaro che noi, se noi siamo qui, siamo contro quel sistema della delega, però è qualcosa che purtroppo come dire, permea di sé tutto, no? Qualsiasi cittadino interpellato sulla cosa, come dire, a volte viene fuori con un moto di rassegnazione. Cosa si può fare? Ecco, noi ti stiamo dando il modo perché tu possa finalmente, tu con le tue mani, con le tue forze, fare qualcosa per togliere il profitto ai gestori, per far rispettare la legge. E questo modo è quello che noi come Comitato di Padova portiamo avanti da 2 anni. Si chiama obbedienza civile e siamo qua, proposta, e siamo qua per contaminare anche gli altri movimenti, le altre associazioni, gli altri comitati, cioè noi lanciamo a tutti, se non vogliono fare chiacchiere e fuffa, vabbè, venire qui a fare soltanto bene, allora che aderiscano a questa campagna, si tolgono anche loro il profitto dalle bollette dell'acqua. Allora scusate, mi dicono che hanno anticipato la pausa. Vai tu, facciamo la pausa in modo che dopo... Io lascio una riflessione, al limite dopo la possiamo anche continuare insieme. Allora, innanzitutto ci sono usi dell'acqua e funzioni che dobbiamo tenere presente, lo ha ribadito anche lui, c'è una funzione ecologica che dobbiamo tenere presente. Certo che però dobbiamo pensare, siccome la risorsa non è infinita, no? E ci sono scenari anche di desertificazione, abbiamo sentito prima, no? Quindi dobbiamo pensare operativamente a delle regolazioni, come fanno nelle oasi, no? Nelle oasi nel deserto, si regolano quanto a te, e quindi in qualche maniera dobbiamo esercitare delle opzioni, no? Opzioni che si fanno con piano, con lo studio della risorsa e una divisione della risorsa fra i vari settori e fra i vari usi, no? Quindi dobbiamo tenere presente questo. Come ognuno ha dei limiti. E comunque dobbiamo asfaltare questa cosa che me lo diceva già il mio professore all'università quando studiavo il tema dell'acqua, no? Quindi sono passati 80 anni, no? Che il Veneto sì è una regione di polentoni, abbiamo coltivato la polenta, però il mais, la scusa che facciamo cibo in agricoltura non regge più, perché adesso il mais lo bruciano, come abbiamo sentito Tamino, no? Quindi non è più vero questo. Quindi se è un'agricoltura che è collegata alla vita di quella comunità, allora ha un senso, ma se è per creare il profitto di quella persona o per fare il biofuelo, quindi è qui che appunto il tema della globalizzazione entra prepotentemente nei nostri discorsi. Quindi dobbiamo usare la regolazione per dire questo si fa in questo territorio, con questo ciclo vitale, no? E quell'altro o non si fa oppure paga una tassa che va a corrispondere quei costi ambientali, sociali, che anche gli altri sostengono. Questa ve la lascio come riflessione. Ottimo, perfetto. Spegnete la macchinetta dopo. Possiamo lasciare qui? Sì, lasciamo qui quanto qua, perché dopo torniamo qua, mangiamo e ci diamo un rete. Spegnere basta cosa l'ok per spegnere. Sì,